Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura non ci sono segni di traumi sui corpi dell'avvocato Chris Morvillo e della moglie Neda, morti entrambi per annegamento nel naufragio del Baesian a largo di Porticello il 19 agosto scorso. Questi sono i risultati delle autopsie effettuate oggi. 2 ladri in azione con un complice a Catania e 3 pregiudicati hanno preso di mira diversi condomini per rubare quasi in simultanea all'interno dei garage. L'intervento della polizia però ha mandato in fumo il loro piano criminale. C'è chi chatta e chi fa addirittura le live sui social. Tutto questo mentre si è alla guida. Scattano così oltre 60 sanzioni della polizia stradale intervenuta sulla Siracusa Gela. La pioggia smuove la terra a Pantelleria e fa riaffiorare monete del I secolo a.C. Ne sono state trovate 27 d'argento. Nello stesso luogo nel 2010 erano stati scoperti 107 denari romani. Reperti preziosi per ricostruire la storia del Mediterraneo, afferma l'assessore ai beni culturali identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato. E in chiusura il meteo, continua l'ondata di caldo e bel tempo in Sicilia per la giornata di domani, nessuna allerta meteo e massime fino a 35 gradi, Catania e Siracusa le province più calde. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.